Pronto, tu? Pronto? Non mi sento più. Allora tu di poco più indietro, puoi tornare? Ce la fai? Di là? Sì, se riesci, se hai spazio. Se ce l'hai, Sì. Sì. Ok? Non cada quello l'intervista, che se no facciamo. Buona giornata a tutti da Milano, siamo in un notissimo ristorante, tra l'altro un ristorante sardo, l'Isola del Tesoro, è un ristorante storico ed è anche una sorta, dobbiamo dirlo, di museo del Cagliari Calcio col nostro carissimo amico Roberto che dopo interverrà in questa intervista. Sono in compagnia del patron Tony Monti della società ciclistica da Monti, insomma, tu sei Team Monti, sei un ex ciclista professionista. Sì. Sono un ex ciclista e niente, quest'anno è nato questo grande progetto di abbinare il binomio calcio-ciclismo e con l'amico Roberto, che è una nostra conoscenza da tantissimi anni, abbiamo deciso di tentare questo progetto che secondo me avrà un grande seguito, avrà un grande futuro. Perché abbinare calcio e ciclismo? Abbinare calcio e ciclismo perché sono sport innanzitutto di grandi fatiche, di grande ritiro, di grande voglia di fare, diciamo, un qualcosa di produttivo anche a livello giovanile, perché parliamoci chiaro, oggi al giorno d'oggi i bambini crescono nelle palestre, negli sport, e i primi sport che fanno è il pallone, il calcio, poi dopo tantissime altra gente va a fare altri sport e stiamo tentando di far salire lo sport del ciclismo a livello nazionale anche con i bambini. In una spiaggia in Sardegna è nata l'idea, perché con Roberto dividiamo anche le nostre vacanze, e dice: Tony, perché non facciamo nel mio ristorante, che è già un museo di calcio, il museo del ciclismo? E ho detto: caspita, proprio quest'anno che nasce per il primo anno il Team Monti, di cui io sono presidente, proviamoci. Insomma, è una bellissima idea, mi piace moltissimo, mi piaci come personaggio perché veramente regali entusiasmo. Evidentemente, insomma, tu sei un innamorato del ciclismo, della tua attività sportiva che hai iniziato da giovanissimo, è stato tuo papà a lanciarti in questo mondo, no? Certo, tutto nasce da bambino, per caso, ma proprio per gioco, perché io giocavo a pallone, fra l'altro, nella squadra di Rescaldina. Una gara di paese la faccio e arrivo terzo, il mio papà mi dice: ma perché non provi ad andare in bicicletta? E vado a correre per la società del paese alla Rescaldinese, e lì iniziano le prime vittorie finché il mio povero papà decide di fondare la Vicimo, la prima squadra di ciclismo paesana del paese di Rescaldina, e dopo vari successi arriva l'epopea che il papà si inventa il Team Monti, e quindi da lì nasce tutto quanto è la nostra storia ciclistica. Dopo la mancanza del papà ci siamo bloccati, ma io per 30 anni ho seguito sempre le orme del ciclismo di nascosto, non mi facevo neanche vedere, e finché poi è nata questa grande voglia di creare io un'equipe mia personale e di riproporre il nome della famiglia Monti nel mondo del ciclismo. Ecco Tony, tu hai corso, prima mi dicevi, col grandissimo campione Saronni, eri in squadra con Saronni, ma hai conosciuto veramente tutti i grandi del mondo del ciclismo, compreso Francesco Moser. Io ero più per Moser piuttosto che per Saronni, ma devo ammettere che anche il grande Saronni, insomma, ha vinto davvero tantissime corse, è stato un grande campione anche con la maglia azzurra, e soprattutto hai conosciuto il grandissimo e povero scomparso, insomma, che è l'amico, no, Gimondi, Pantani. Pantani, sì, guarda, è una storia lunga da raccontare, in un'intervista non ci staremo dentro. Giuseppe Saronni era lo spauracchio dell'Alto Milanese, perché lui, avendo un anno in più, quando si andava alle corse si correva per arrivare secondi, quindi lui passò professionista. Io continuai a gareggiare, avevo già in mano una proposta di passaggio con la Chic, e poi un grave incidente mi ha tolto dalle strade perché andai in coma, quindi la mia storia è molto lunga da raccontare. Però diciamo, negli anni da dilettante abbiamo fatto le 6 giorni di Milano, e il progetto della mia squadra nasce proprio da un'idea di Riccardo Magrini, che è un commentatore televisivo di Eurosport, che
mi disse andiamo a trovare Francesco su in Trentino, andammo a casa di Francesco e parlando ad un pranzo di lavoro mi disse Tony, se hai una grande capacità, una grande passione, fai questa grande squadra di ciclismo Continental, e da lì è nata l'idea di fare la Continental, quindi è un'idea anche lanciata da Francesco Moser. Poi Riccardo Magrini, che è il mio grande team manager della squadra, con grandi nottate di duro lavoro abbiamo messo giù questo bellissimo progetto. Non vi sto ad elencare i nomi, ma dentro con noi c'è il grande Zanatta, direttore sportivo, Scirea, Magrini, abbiamo i meccanici Carube, Scarselli, il dottor Corsetti, il massaggiatore Cecchi della nazionale. Gli atleti non li posso citare perché sono ancora sotto contratto con altre società, ma abbiamo fatto un'equipe italiana. Ho corso, ho conosciuto Marco Pantani, non ci ho corso assieme, ma Riccardo Magrini, essendo stato il suo direttore sportivo, diciamo che l'amicizia al di fuori delle gare a noi ciclisti ci lega tutti quanti, perché c'è un grande rispetto. Difatti ogni anno facciamo le rimpatriate e adesso il 10 novembre c'è la famosa rimpatriata degli ex ciclisti che la faremo a Vigevano, dove siamo partiti una ventina, adesso siamo quasi 200. E quindi il ciclismo al di fuori della gara sportiva è una famiglia, ci vogliamo tutti bene, ci conosciamo tutti e non c'è il campione, il mondiale o chi non ha vinto, dal gregario al campionissimo siamo tutti uguali, ci rispettiamo tutti, ed è per questo che la mancanza di Pantani, del grande Marco, ha toccato tutti noi ciclisti e ne soffriamo ancora tutt'oggi. Sì, prima parlavamo insomma a tavola proprio di questo grandissimo campione, però ricordiamo, prima l'hai nominato, insomma io volevo intendere prima Pantani, ma adesso ricordiamo anche Felice Gimondi che è mancato pochissimo tempo fa, un grandissimo campione. Un grandissimo campione. Io ho anche un piccolo aneddoto, perché nei miei primi giri in pista al Vigorelli, mi ricordo, ero allievo e il mio papà, fra l'altro insieme anche al papà di Beppe Saronni, il grande romano, giusto, andavamo ad allenarci al Vigorelli e durante i primi giri di pista c'era il grande Felice che in quell'epoca correva in coppia con Sercù alla Salvarani, mi veniva di fianco e mi diceva Antonio guarda che è la sella troppo alta, abbassa la pedivella, quindi i primi consigli in pista me li diede proprio Felice Gimondi. Io oggi sono un caro amico di Norma, che è la figlia, che ha preso un po' in mano tutte le redini del papà, perché quando scompare una persona come il grande Felice, oltre che a lasciare un grande danno morale a noi ciclisti, perché lo abbiamo amato tutti siamo tifosi del grande Felice, perché per noi italiani era il nostro orgoglio. Dopo i tempi di Coppi, di Bartali, arrivò l'epoca di Felice Gimondi e lei è grande avversario del grande Eddie, però per noi, difatti io volevo proporre a Norma, adesso avremo un incontro, perché quando hai la passione del ciclismo e fai anche l'imprenditore ti vengono anche delle bellissime idee, e volevamo, dietro l'entusiasmo, perché Norma Gimondi ha dato l'autorizzazione alla Federazione Ciclistica Italiana, quest'anno abbiamo corso con una frase firmata sulla maglia azzurra da Felice Gimondi, io ho un'idea nel cassetto di cercare di rifare una scuola di ciclismo e nominarla proprio Fausto Coppi, dove portare i bambini in un piccolo circuito vicino alle porte di Legnano e nominarlo proprio scuola Fausto Coppi, era la nostra scuola Felice Gimondi. È un progetto nel cassetto che prossimamente ne vorrò parlare con Norma, però adesso siamo ancora dietro la grande scomparsa, siamo ancora un po' tutti qua amareggiati, con l'anno nuovo porteremo avanti anche questo progetto. Ecco Tony, non voglio farti sviolinate, ma io ti ho conosciuto quest'oggi, sei davvero un grandissimo personaggio, sei un imprenditore affermato, sei però non so neanche come descriverti, perché hai l'entusiasmo che trascina e questo è molto importante. Tra l'altro mi dicevi che a breve a Sanremo ci sarà un grande evento, stai organizzando, insomma mi hai anche invitato e verrò con molto piacere. Certo, dietro c'è, diciamo che si potrebbe scrivere un libro da dove nasce il Team Monti, perché sono tutti piccoli aneddoti che sono accaduti negli ultimi 2 anni, e quindi l'avvicinamento mio a Riccardo Magrini nasce proprio dalla prima edizione di questa manifestazione canora organizzata da Zanoni, la grande maglia nera del Giro d'Italia, insieme a Riccardo Magrini lo scorso anno, dove c'erano i vecchie glorie del mondo dello sport che cantavano
cantavano e con una giuria. L'anno scorso la vinse proprio il mio team manager Riccardo Magrini con una canzone di Adriano Celentano. Quest'anno ho proposto io a Bruno Zanoni e a Riccardo Magrini di essere io lo sponsor di questa manifestazione, e per fare le cose in grande, perché ci piace fare le cose in grande, non siamo più andati a prendere una location normale, ma abbiamo voluto volare in alto, perché ci accompagna la canzone di Domenico Modugno, Volare Volare, io l'ascolto quasi tutti i giorni, e abbiamo preso il Teatro Ariston di Sanremo. Quindi quest'anno al 28 di novembre ci sarà questa seconda edizione di questa, adesso non mi viene il nome, la manifestazione che si chiama, chiedo aiuto, Campioni Canzoni. È giusto chiedere gli aiuti, perché in diretta le normalità sono queste, no? Perché sennò sembra tutto calcolato, no? E quindi quest'anno la sponsorizzo io, quindi il Team Monti al Teatro Ariston organizza, con la collaborazione del Comune di Sanremo, dei Lions di Sanremo e con la grande direzione artistica di Riccardo Magrini, su un progetto di Bruno Zanoni, questa manifestazione, dove ci saranno fior di campioni, da Ghedina, Sara Simeoni, a Beccalossi, a Os, ci saranno la giuria Annibali, Altafini, insomma adesso i nomi non me li ricordo tutti, però chiedo ufficialmente a chi è delle vicinanze di Sanremo di venire numerosi, perché voglio dire una cosa, perché la faccio, e qua scopro le mie carte, perché tutto l'incasso sarà devoluto. L'anno scorso l'abbiamo dato al Centro Tumori di Milano e quest'anno lo daremo a un grande istituto torinese, sempre per la ricerca sulle malattie dei bambini. Noi facciamo questa manifestazione seriamente per dare un sorriso a chi ne ha veramente bisogno. Insomma, per concludere questa intervista, poi sentiremo anche il patron qua del ristorante L'Isola del Tesoro. Facciamo vedere anche questa maglia. Ecco, descrivici questa maglia, Tony. Ecco, questo qui è il primo regalo che Intanto, ecco, questo qui è il primo regalo che facciamo oggi, perché in questa saletta il caro amico Roberto mi ha promesso che mi darà uno spazio dove andremo ad esporre le maglie dei grandi campioni, e questa è una maglia che mi è arrivata proprio questa mattina in esclusiva dal team manager della Liquigas, il grande Roberto Amadio, che collabora anche con noi sul mio gruppo. È la maglia di Peter Sagan quando vinse il Giro di Sardegna. Quindi da qua iniziamo, adesso a susseguirsi arriveranno altre maglie per creare in questo ambito, in questo spazio, il museo. Ecco, Tony, hai nominato il Giro di Sardegna, no? Mi dicevi prima, ci potrebbe essere nuovamente la possibilità di riportare il grande ciclismo nell'isola. Ed è per questo che stiamo lottando e cercando di risvegliare le emozioni che dà lo sport, le emozioni che dà il ciclismo. Ragazzi, partiamo dai Girardengo, dai Binda, dai Coppi, dalle fatiche, dalle strade non asfaltate, dalla terra negli occhi. Il ciclismo è fonte di fatica, di reale fatica, e lo sforzo che vogliamo fare noi oggi, modernizzati da tutto quello che concerne l'elettronica, il web e tutto, vogliamo riportare in auge il vecchio Giro di Sardegna, e chissà mai anche la Sassari Cagliari, cercare di riportare il ciclismo su questa meravigliosa isola che ce la invidiano in tutto il mondo, e vogliamo riportare, avendo anche la fortuna di avere Fabio Aro, un grande campione in terra sarda. Stiamo tentando con le amministrazioni locali di cercare di far nascere di nuovo il mitico Giro di Sardegna. Ecco, ti racconto un aneddoto. Io sono di una cittadina di fondazione del 1938, si chiama Carbonia, era la città che dava il carbone durante la guerra a tutta l'Italia. Ti posso dire che a Carbonia ci sono ancora le due curve della vecchia pista dove corsero addirittura Coppi e Bartali negli anni 40. Certo, ti fa onore questo. Vorrei chiedervi ancora 60 secondi uno spazio particolare. Allora, io ho iniziato a rientrare nel mondo del ciclismo dietro un sogno, un incubo che ho avuto una notte, perché il mio povero papà è scomparso a 60 anni. E una notte ho sognato mio padre che mi passava il testimone in dialetto milanese, scusatemi, mi disse: adesso Antonio va avanti ti, che vuol dire adesso Antonio prosegui tu. E io ho incominciato a entrare a piccoli passi attraverso un caro amico che purtroppo è mancato, il presidente della Legnanese Mauro, che ho conosciuto e mi ha coinvolto nel progetto Legnanese.
e poi dopo, a susseguirsi, dopo la sua scomparsa, è subentrato Luca Roveda, con il quale ho creato il progetto Giovani. Quest'anno abbiamo iniziato questo esperimento, abbiamo sponsorizzato la categoria esordienti, che è la minima categoria per partire in questo meraviglioso sport, e insieme stiamo collaudando un progetto con le scuole dove far cominciare i ragazzi delle scuole medie non solo ad amare il ciclismo, ma farli parlare di sport. Quindi ufficialmente vi dico che insieme alla grande società ciclistica legnanese quest'anno faremo questo progetto scolastico apposta per portare i ragazzi dalla strada nello sport, partendo logicamente col ciclismo, che è il mio sport. Davvero non ti voglio fare troppi complimenti, ma li meriti davvero, e sei vicino al sociale, perché togliere i ragazzi a volte dalle strade e portarli verso lo sport è molto importante, e soprattutto volevo stare vicino le istituzioni a persone come te. Certo, io ho voluto credere a Riccardo, ho voluto credere a Roberto, a tutti quelli che mi sono vicini nel mio team, perché io, oltre che a vedere la squadra sportiva, devo credere al mio cuore, il mio entusiasmo. Mio padre, quando iniziò a fare il direttore sportivo 60 anni fa, e con tutti i valori che mi ha insegnato ad amare la disciplina ed avere il rispetto della fatica anche altrui. Quindi io dico una cosa: tutti quelli che pensano che dietro allo sport ci sia il business, è vero, è tutto reale, ma però dobbiamo incominciare a vedere lo sport con un altro occhio, con un'altra ottica, pensare che lo sport è veramente la medicina sana che oggi serve ai nostri figli, che serve anche agli adulti, perché parliamoci chiaro: se io insegno ad un bambino ad andare in bicicletta e questo bambino ha un disagio familiare, e magari il papà è un delinquente, magari il papà ha avuto problemi con la giustizia, vedere il proprio figlio amare un qualcosa può essere anche un aiuto a far cominciare a cambiare idea ai genitori. Quindi quello che voglio fare io, e mi auguro che Dio mi dia la salute di proseguire per altri 20 anni, è questo. Il mio obiettivo, sì, è vincere, fare un'equipe, andare sulle strade d'Italia, portare il nome di mio papà e della mia famiglia alle vittorie, ma l'obiettivo principale è proprio questo: insegnare uno stile di vita, perché secondo me lo sport è vita. Grazie di cuore, Tony Monti, per quello che fai per la tua squadra e soprattutto per lo sport. Grazie di cuore. Grazie a voi. Ciao, grazie.